Saluda a tutti, quarto giorno in Durustino, sempre a Barte Bassa di Stabieve, e oggi siamo in Ponte Noi, ma ridrua un padrone di stabilimento che fa osteria caffè, ma di no biscotti di David Casanova. RCFM e Campacui. Allora, dunque noi sortiamo di un paesino che si chiama Vignale ma di Visinchi, e dunque più di 30 anni fa un Moabo ha deciso di fare un ponte nuovo e di fare a sua casa. Dunque io ho un grandade tra questi due paesini, Ponte Nuovo e Vignale. Allora, a memoria di un mio zio e io abbiamo deciso di fare qualcosa in questo paese, in Pontenuovo, e dunque più di 6 anni fa abbiamo fatto sul luogo di scontro, dunque dove si può bere un caffè, urbani, i biscotti. Dunque, di nuovo una seconda sala in dove si può mangiare, e in questa sala io non voglio mica una sala come l'altra, come siamo in Ponte Nuovo e abbiamo una storia comunque attraverso la battaglia di sul Monte. Abbiamo fatto tutta una mostra la storia di Pasquale Bauli. Allora, qui abbiamo due specialità. La prima sono i ganistrelli. Dunque, i ganistrelli è una vecchia ricetta di Amo Mammone, che un Moabo e Amo Moia hanno ribiato, hanno modernizzato appena. Dunque, per esempio, abbiamo un canistrello con la viga, con la confittura di viga. Dunque, è qualcosa che noi abbiamo a un fuoco a legno, perché abbiamo un forno a legno, e di noi è gaggiate. Certi chiamano che miaci, noi chiamiamo che è gaggiato, dunque è fatto con un formaggio fresco, e noi abbiamo gugge, non abbiamo una voglia di castagna, dunque dopo abbiamo pane, abbiamo Ibiza, abbiamo appena tutte le altre erbose, dunque appena tutte le specialità di un nostro rigione. Allora, bon, Ponte Nuovo io già ha scambiato, già c'è appena più di mondo quando eravamo noi giovani. Un esempio, c'era una sola scuola, ora è una scuola con 3 maestri, noi abbiamo che uno, dunque di un paese che ha evoluato, c'è un'evoluzione di questo paese. E beh, regamente era piuttosto un luogo di passeggio, la gente passava in Ponte Nuovo, oggi è più di stesso, ci sono i commerci, c'è veramente luogo di scontro, c'è un piccolo barco dove si può giocare a ballò, a bucce e tutto questo, dunque diventa veramente un luogo, un paesolo, come conosciamo nei nostri paesi di radio dell'interno. E domani, per compiere la nostra piccola spaziata in Dabieu di Rustino, ritroveremo in Valle di Rustino due fratelli appassionati da Uganto, Jean-Phi e Angelo Giovanetti. A domani dunque per l'ultima tappa dei Campacui in De Rustino. RCFM e Campacui.